Buongiorno amici e benvenuti alla quinta edizione della Quinto Futsal Future Cup. In diretta dal Pala BCC Romagnolo di Cesena, i migliori talenti della penisola si sfideranno non solo per la vittoria nella competizione, ma anche per cercare di realizzare un sogno a tinte azzurre. Il progetto si inserisce infatti nella creazione da parte della divisione Calcio a 5 di una rappresentativa femminile giovanile che con gli amichevoli contro l'Ucraina farà da apripista alla nazionale che andrà a giocare ai prossimi Giochi Olimpici giovanili a Dakar. E c'è anche il fischio, si parte. Melfi all'indietro. Pallone centrale a cercare Tronci, c'è però la conclusione che arriva, fermata bene da Casiero. Era stata Dolica a colpire, intanto Gallus ancora per Dolica, da lontanissimo ci riprova. Proveniente dal Pineto Calcio in avanti, il pallone è buono per la numero 4 Dolica, Anastasia che va a colpire. Casiero che richiama subito uno sul cronometro, altro calcio d'angolo. Gallus sposta il pallone, serve ancora, scambio che riesce sulla destra, Casiero respinge con i pugni, pallone che torna però a Gallus all'indietro, alimenta l'azione con Pedretti, a sinistra invece Dolica che deve fermarsi, ancora Gallus. Ha visto l'inserimento buono da parte di Pedretti che colpisce sul primo palo, 1-0 per la formazione Power Red. La sblocca la numero 7 Pedretti, tra vista e servita, ne ha 3 addosso, sbaglia il passaggio di ritorno. Allora la corsa di Jacqueline Dolica, appena entrata interviene però Casiero, travolta anche da Amodio che controlla con l'esterno, subito attaccata da Jacqueline che recupera il pallone, la corsa con il passaggio in mezzo per la conclusione da parte di Lopopolo. Ferretti, il disimpegno, riparte 1 contro 1 la numero 7 Marino, la conclusione, il gol 1-1, pareggio della Navy Blue. Tutto di nuovo in perfetta parità e Saverino che si ritrova lì il pallone, vince il primo contrasto, va sulla destra, spazio per la conclusione, defilata, arriva Casiero in spaccata, pallone troppo timido per Damaral, intercetta allora Gallus, arriva a grande velocità anche la conclusione della Power Red con la numero 7 Pedretti. Marzia Nobile si fa vedere Gallus per la battuta di prima intenzione, allontana Amodio e lei ad impostare, si muove sulla destra Pedretti, Gallus centrale, scarico buono con il tacco, ancora Gallus che trova il varco giusto, 2-1 per la Power Red. Non manca mai l'appuntamento con il gol Sharon Gallus, ce ne ha fatti vedere tanti nella passata edizione. Qualità le sue, si è mossa bene in avanti Sicla di pallone corto, riparte allora velocemente la Navy Blue con Marino, conclusione dalla distanza, colpisce il palo dopo l'intervento di Nobile in tuffo. Minni, Marino con il mancino, gira, incrocia, pallone che attraversa tutta l'area di rigore e scudetto. Pochi giorni fa D'Anzio, il filtrante per Tronci, l'ultimo tocco è vincente, 2-2. Navy Blue che raggiunge di nuovo il pareggio con un'azione in verticale che ha sorpreso la difesa della Power Red. 3 secondi, arriva ora la sirena, quindi 2-2 nel primo tempo della prima semifinale della Quinto Futsal Future Cup di Sofia Negri. Ripartiti sugli spalti anche il CT della nazionale, intanto Gallus che va subito con il diagonale fuori di un soffio, dicevamo Francesca Salvatore sugli spalti del Pala BCC Romagnolo di Cesena. Intanto in azione Marino che prolunga per Tronci, intervento scivolata all'ultimo secondo, decisivo, colpito sul tramonto del primo tempo. Bel dribbling da parte della numero 8 Melfi che serve per Gallus, l'uscita da parte di Negri. Pallone però regalato completamente alla Power Red con la numero 8 Melfi che si divora una chance enorme. Pedretti sistema il pallone, evita Tronci, poi con la punta l'intervento grandioso da parte di Negri. Ferretti in collaborazione con Amodio prolunga sulla destra, poi la conclusione da parte di Ferretti leggermente alta sul montante, poi per Dolica. Pedretti in avanti, sponda involontaria per Lopopolo che colpisce con il destro.
Intervento di Pacchiarotta, attesa lì però da Melfi che recupera possibile 2 contro 1, allarga con l'esterno, la conclusione di Dolica, è un pallone di ritorno per la numero 8 Melfi. Personalità dell'estremo difensore in forza al Bitonto, il numero di Saverino che mette in mezzo, poi Siclari, la conclusione che sembrava evidente, la rimessa invece viene assegnata alla Power Red. Gallus va via in dribbling, la conclusione con il destro fuori di un soffio della numero 9 Do Amaral. Pallone che passa bene per Minni che si porta il pallone sul mancino, Coda, intervento sul primo palo. Pallone centrale buono per Siclari, attaccata da Amodio. Melfi fermata dall'Episcopo, poi Do Amaral vince il contrasto a tu per tu con Coda. Do Amaral all'angolino, Navy Blu con Do Amaral, vantaggio della formazione di Pamela Presto. Pulito l'intervento della numero 6. Pedretti cambia lato, va da Gallus che salta Marino, ancora Gallus, conclusione per Melfi che in qualche modo tocca. Sistema la difesa Pamela Presto, Gallus, spazio per il destro che arriva a giro, la conclusione fermata però da Negri, da Gallus. Pallone imbucato per Pedretti, diagonale, Negri in spaccata, Amodio allontana. Il palleggio, 3 maglie rosse attorno a lei, intercetta alla fine Saverino, ancora per Pedretti, il destro deviato da Amodio, pallone che finisce in rete, il pareggio della Power Red, 3-3. Conclusione di Pedretti, tocco involontario di Amodio che stava davvero giocando in maniera perfetta e questo tocco non toglie nulla alla sua prestazione. In mezzo per Minni, se ne va via bene con il mancino, bello il numero della numero 3 che poi conclude con la puntata fermata da Stefania Coda. Per Minni, sposta il pallone sul mancino, conclusione Coda in calcio d'angolo. Pedretti. Pallone alzato, è libera in avanti, Dolica si allarga, si distende bene Negri che evita il possibile quarto gol della formazione Red, poi Lo Popolo con il destro fermato da Amodio, quindi Gallus sul pallone, parte la numero 9, conclusione fermata da Negri, poi Lo Popolo, ancora Negri, gira Amodio e esulta tutte le volte Presto. Pedretti, ancora per Gallus, pallone buono in mezzo, allontana Marino. Ultimo secondo di gioco, sirena, 3-3, la prima semifinale si decide con i tiri di rigore. Parte Gallus, il destro e il gol di Sharon Gallus. Va con il destro, con la punta sotto la traversa. Con il destro spiazza completamente Negri. Para. Conclusione, parata da Coda. Con il destro tocca Casero, riesce a parare. Destro sotto l'incrocio, perfetto questo rigore. Pali, parte Pedretti. Destro. Va Marino, gol. Casero, va Saverino. Destro e gol. Si gonfia la rete. Amodio tocca Coda, ma finisce in rete, quindi 7-7 contro Casiero. La rincorsa di Coda che la mette sotto la traversa. Va Ferretti e fa centro anche lei, 8-8. Parte Nobile. Conclusione intercettata da Casiero. La rincorsa, la parata di Coda. La rincorsa, la conclusione che si infila in rete dopo il tocco di Casiero. La Pacchiarotta contro Coda, il pallone che finisce ancora in rete. Conclusione con il destro, spiazzata Casiero. Va l'Episcopo, gol, 10-10, Red. Va Siclari. Mancino all'angolo, l'aveva quasi presa Casiero. Va De Eugenio con il destro a spiazzare Coda. Casiero attende, va da Dario, conclusione sul palo. Va Negri, conclusione para Coda. Gallus. Gol di Gallus e siamo sul 12-11. D'Amaral con la punta, gol. Il destro all'angolino, era vicinissimo ancora una volta la parata Casiero che con il mancino para Coda.
L'esultanza della Power Red che dopo una serie infinita di rigori accede alla finale. Risultato incredibile, 13-12.